Ciao ragazzi, ciao ragazze, sappiamo tutti che lo sport fa bene se fatto bene. Per non avere dubbi potete rispettare la carta etica dello sport della Regione Veneto. Aiutateci a promuovere i 14 articoli di questo straordinario documento basato sul rispetto e sulla lealtà di tutti i praticanti. Se siete studenti veneti, potete partecipare con la vostra scuola al bellissimo concorso Disegna Fumetti la Carta Etica, creando e disegnando la vostra storia per raccontare i valori della carta etica dello sport veneto. Un concorso a fumetti nelle scuole del Veneto per promuovere la carta etica dello sport di cui la Regione tra le prime in Italia si è dotata. La divina Federica Pellegrini è la testimonial di questa iniziativa che promuove valori e ripudia comportamenti scorretti fuori e dentro i campi da gioco. Ma a sostenere il progetto c'è una squadra intera, capitanata dalla Regione e composta dall'Ufficio Scolastico Regionale, dai CONI, dal Comitato Paralimpico Italiano e dall'UNPLI, l'Unione delle Pro Loco del Veneto, che ha anche messo a disposizione delle scuole 2 esperti grafici che aiuteranno i docenti a formare i ragazzi all'arte del fumetto. Dobbiamo assolutamente far sì che sia sottoscritta e praticata dal numero maggiore possibile di persone, che vanno dagli atleti, ma pensiamo anche a tutto il contesto di ciò che riguarda il volontariato intorno allo sport, i soggetti, le società sportive, le associazioni, le scuole, per arrivare anche ai genitori, alle famiglie, tutti coloro che ruotano intorno a questo mondo meraviglioso, che deve essere un mondo che dà valore alle nostre comunità così come ha sempre fatto, e che quindi deve promuovere dei valori positivi in termini di stile di vita e di appunto condotte di vita. Noi avevamo un'esperienza di concorsi attraverso il concorso sull'identità veneta, e quindi qui abbiamo pensato a qualcosa anche di sportivo, cioè un concorso ma a disegnare dei fumetti, e quindi un modo così anche diverso di riflettere, perché bisogna riflettere, di giocare assieme, e soprattutto abbiamo voluto che non fossero lavori individuali ma fossero lavori di gruppo, proprio perché solo attraverso il confronto eccetera possono emergere meglio quelli che sono i valori, se no rimane dentro ogni ragazzo, invece deve essere in questa maniera diffuso. Aderire per un istituto scolastico significa comunque fare una delibera, condividere il documento all'interno del collegio docente, all'interno dei consigli di classe, un lavoro che dovrà essere messo in pratica e studiato in sinergia tra il docente deputato proprio all'insegnamento delle materie grafiche e il docente che nella scuola promuove la pratica sportiva, l'adozione di sani stili di vita, in particolare ad esempio il docente di educazione fisica, ma poi ci sono consigli di classe, in particolare in alcuni indirizzi di studio, che sono molto preparati per la condivisione di questi messaggi. Faccio un esempio: il liceo di indirizzo sportivo, oppure le scuole medie che promuovono al loro interno progetti speciali dedicati alla pratica sportiva e all'attività motoria fin dalla scuola primaria. La carta etica è davvero importante, non è, dicevo prima, non è solo importante averla scritta, ma bisogna metterla in pratica, perché ci sono delle regole, dei valori davvero importanti che a volte si dà per scontato, ma non è così. Assistiamo troppo spesso, anche nei campi di gioco, atteggiamenti non in linea con la carta etica. Siamo bravissimi ad avere risultati sportivi a livello internazionale, nazionale, siamo una nazione che è al 9° posto nel mondo, però dobbiamo sempre più impegnarci a dare dei messaggi ai giovani, anche a quelli che non vanno alle Olimpiadi. Un messaggio che è quello di stare assieme, divertirsi, comportarsi bene, non imbrogliare, non drogarsi, crescere sani, in modo che quando il loro futuro è quello del lavoro, dell'impegno eccetera, si trovano veramente uomini e donne di una grande Italia. E credo che questo progetto, che noi appoggeremo in pieno, è molto importante che entri nelle scuole, non solo nelle città sportive, perché poi è nella scuola che i nostri ragazzi crescono. Penso che il miglior testimonial per il Veneto non ci poteva essere, proprio dopo tutto quello che, diciamo così, quella che è stata e che è ancora Federica Pellegrini.
Attenzione però, il bando promosso dalla Regione Veneto scade il 15 novembre e lo trovate sulla pagina Facebook Carta Etica Sport Veneto. È un onore per me essere la testimonial di questi valori e sarò felice di premiare personalmente i vincitori. Vi aspetto numerosi. Ciao!